benessere. enne turista di Mestre. Addio alla ragionier Bisigato e signore e signori, il grande Gastone Moschin, amato attore italiano, raccontò alla Treviso di un tempo, protagonista di Amici miei, recitò anche nel Padrino. Caduti dal camion diretto al macello, maiali in fuga nel Padovano, notati da un automobilista sul ciglio della strada Monselice, la loro libertà è durata poco. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questa è la nostra prima edizione. Dunque avete sentito il dramma che ha coinvolto e sconvolto una famiglia di Trento. È finita da pochi istanti la conferenza stampa agli ospedali di Brescia per cercare di capire cosa sia avvenuto. È morta una piccola di 4 anni che aveva contratto la malaria. Soltanto poche settimane fa era in vacanza con la famiglia a Bibione. È morta di malaria ma non si sa perché, come possa averla contratta e dove, considerato che la piccola Sofia Zago di 4 anni, residente a Trento con la famiglia, non è mai stata in zone in cui è presente la malattia. Insieme ai genitori e al fratellino hanno trascorso le vacanze a Bibione e questo ha già messo in agitazione la località del litorale veneziano sino a quando i contorni di questa vicenda non saranno più chiari. La piccola, eccola in un recente scatto in vacanza insieme alla mamma Francesca, era stata portata al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Trento sabato scorso, poi la febbre alta con picchi di 40 gradi e il trasferimento a Brescia dove esiste un reparto specializzato. Ma per lei non c'è stato nulla da fare, colpita da malaria cerebrale, la forma più grave della malattia che si contrae dal parassita trasmesso da una puntura della zanzara Anopheles. È la prima volta in 30 anni che assisto a un caso di malaria autoctona in Trentino, dichiara Claudio Paternoster, primario di malattie infettive all'ospedale Santa Chiara di Trento. Con i servizi di veterinaria e igiene pubblica faremo subito un'indagine, aggiunge. Intanto proprio negli ospedali di Trento e Brescia è già partita la disinfestazione. Sofia è morta nella notte tra domenica e lunedì. Papà Marco e mamma Francesca sono sconvolti da un dolore che non riescono a spiegare. Nelle scorse ore hanno fatto rientro a Trento. Intanto la magistratura ha aperto un fascicolo e al momento non si esclude che la piccola possa essere stata infettata da una zanzara giunta dall'estero in qualche bagaglio. Sono in corso indagini su un ricovero precedente della bambina nel reparto di pediatria del Santa Chiara, dove pare fossero presenti negli stessi giorni, dopo Ferragosto, 2 bambini che avevano contratto la malattia durante un viaggio in Africa, ma nel loro caso la malattia aveva avuto un decorso positivo. E dicevamo, era in corso pochi istanti fa la conferenza stampa dagli ospedali di Brescia. Le autorità hanno fatto sapere come tutto il possibile sia stato fatto e la bimba però era arrivata già in condizioni critiche. Ovviamente novità cercheremo di scoprirle nelle prossime ore. Vero è che ancora è senza una spiegazione che un caso simile di malaria autoctona, così viene definita, non si vedeva da 30 anni. Poi c'è il fronte vaccini, perché di ieri la moratoria che di fatto libera dall'obbligo i genitori, i bimbi veneti fino all'anno scolastico 2019-2020, è arrivata immediata la dichiarazione del ministro Lorenzin. Allora il Veneto sarà responsabile di eventuali epidemie. Prima la cronaca e poi ascolteremo in diretta da Venezia che cosa ha detto pochi istanti fa Luca Zaia. Da una parte il Veneto che decide di riaprire i cancelli delle scuole ai bimbi non vaccinati con la sua moratoria di 2 anni. Dall'altra il governo che poche ore dopo l'annuncio di Palazzo Balbi va alla carica.
Scelta irresponsabile, attacca il ministro della Sanità Beatrice Lorenzin. Il Veneto torni indietro o si assuma le sue responsabilità. Quest'anno ci sono stati 4.300 casi di morbillo. E la collega di governo all'istruzione Valeria Fedeli che dice parlerò con Zaia. In mezzo ci sono loro, i genitori, che ora si trovano nel limbo, seguire la regione o lo Stato. Lo strappo del Veneto è chiaro, ancorché annunciato una settimana fa dallo stesso Luca Zaia quando disse che gli uffici legali erano al lavoro per trovare varchi interpretativi alla legge. Ed eccolo il varco. Con il decreto firmato dal direttore dell'area sanità e sociale Domenico Mantoan, anche i bimbi con una non completa copertura vaccinale potranno iscriversi comunque alle scuole d'infanzia e non soltanto per quest'anno, ma pure per il prossimo. La decisione fa leva sulle contraddizioni che, secondo i giuristi di Palazzo Balbi, sarebbero contenute nello stesso provvedimento voluto dal governo. Da domani in Veneto tutti i bambini, insomma, iscritti al nido o alla materna, prima dell'entrata in vigore della legge, potranno entrare senza il rischio di essere rifiutati. Ricevuta la segnalazione dalla scuola, l'ULSS invierà ai genitori una raccomandata invitandoli a un colloquio e a concordare le vaccinazioni e, se questi dovessero rifiutarsi, procederà a elevare le sanzioni. Bimbi multati dunque, ma non esclusi. Esultano molti genitori, altri invece attaccano, e reazioni immediate dalle istituzioni. Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ribadisce: la legge va applicata quanto prima per proteggere migliaia di bambini, soprattutto alla vigilia dell'inverno, la stagione più a rischio per le infezioni, e per tutelare i piccoli che non possono vaccinarsi. Qualsiasi provvedimento contrario metterà in repentaglio migliaia di vite. E attacco del Partito Democratico, sintetizzato dalle parole di Alessandra Moretti. Mi sembra da incoscienti, dice, e da irresponsabili andare contro una legge che tutela la salute dei cittadini e in particolare dei soggetti più fragili come i bambini, per ragioni assolutamente strumentali. Allora andiamo a Venezia, vediamo se è pronto Tommaso Stoppa per raccontarci cosa ha detto Luca Zaia sui due fronti, quello dell'autonomia, pare abbia attivato e trovato un accordo con tutti i prefetti per la celebrazione appunto del referendum il 22 ottobre e anche sul fronte vaccini. Tommaso. Sì, buongiorno a tutti, siamo qui a Palazzo Balbi dove pochi minuti fa è stata firmata l'intesa tra la Regione Veneto e le 7 prefetture del Veneto sugli adempimenti per il referendum del 22 ottobre sull'autonomia. Il governatore Luca Zaia si è presentato insieme al prefetto di Venezia Carlo Boffi, che coordina tutte le prefetture regionali. Hanno spiegato anche la questione tecnica, quella della scheda elettorale che nei giorni scorsi era finita sulla stampa. Hanno puntualizzato che la tessera elettorale sarà assolutamente necessaria per votare a questo referendum, contrariamente alle indiscrezioni che erano uscite. L'unica differenza rispetto alle normali votazioni sarà che la tessera elettorale non vedrà registrato il voto, ma il voto sarà registrato da un'altra parte su un'apposita ricevuta, però sarà comunque appunto necessario presentare questo documento. Poi il governatore si è naturalmente dilungato sulle critiche che sono piovute dal governo in merito al decreto vaccini e all'interpretazione che ne ha dato la Regione Veneto attraverso una circolare del Presidente della Sanità, del Direttore Generale della Sanità Domenico Mantoan. Dal governo la Ministra Lorenzin ha addirittura accusato Zaia, se ci fossero epidemie, di esserne il responsabile, accuse ribattute dal governatore Zaia in maniera forte. Il governatore ha detto che se ci vogliono commissariare che ci commissarino pure, ma noi continueremo a lottare per difendere i nostri provvedimenti, che non hanno, ha specificato, nulla a che vedere con l'essere contro i vaccini, ma semplicemente con l'essere a favore della libertà dei cittadini del Veneto. Qui da Venezia per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Tommaso Stoppa e Paolo Saravia. Dunque torneremo a parlarne questa sera a partire dalle 18:30. Avete sentito dalle parole di Tommaso Stoppa che cosa abbia risposto questa mattina Luca Zaia. Ospiti evacuati nella tarda serata di ieri in un albergo a Borso del Grappa, all'improvviso è scoppiato un incendio. Incendio nel magazzino dell'albergo, tutti fuori, alle 11:30 di ieri sera, dal Garden Relais di Via Caosia, a Borso del Grappa. Al momento dell'evacuazione nella struttura c'erano circa 60 ospiti, molti dei quali stranieri. Il fumo aveva invaso le stanze, il personale dell'hotel ha fatto uscire tutti. Per un paio d'ore i clienti hanno dovuto aspettare in strada che i locali tornassero agibili.
Nessuno fortunatamente è rimasto ferito o intossicato. Sul posto è stata fatta intervenire un'ambulanza del SUEM 118 che però non è stata utilizzata. Per spegnere l'incendio sono arrivati a Borso 4 squadre dei Vigili del Fuoco da Castelfranco, Bassano, Montebelluna, Treviso e i volontari di Asolo, per un totale di circa 25 uomini che hanno circoscritto le fiamme, evitando che si propagassero al resto della struttura. In via Caose anche i carabinieri della stazione di Crespano del Grappa e il sindaco Flavio Dall'Agnol. L'hotel non ha subito danni statici e gli ospiti intorno alle 2 del mattino sono potuti rientrare. Le cause dell'incendio sono al vaglio del NIAT dei Vigili del Fuoco, il nucleo investigativo antincendio territoriale, al lavoro fino all'alba per completare la messa in sicurezza dei locali interessati dall'incendio. Altro incendio nella notte a Mareno di Piave, in fiamme il tetto di un'abitazione probabilmente colpito da un fulmine. Tetto in fiamme, forse a causa di un fulmine, paura nella notte in via Molino a Mareno di Piave per un'anziana che abitava sola nello stabile interessato dall'incendio. L'allarme è all'1 del mattino, nella zona era in corso un temporale anche se non di forte entità. L'incendio al tetto potrebbe dunque essere stato provocato proprio da una saetta che ha colpito l'edificio, bruciando una vasta porzione della copertura, circa 90 metri quadrati. Sul posto sono arrivati dopo pochi minuti i vigili del fuoco da Conegliano, Treviso e Motta di Livenza. La donna è stata fatta uscire spaventata ma illesa e accompagnata a trascorrere la notte da dei parenti. La casa, seriamente danneggiata, è infatti stata dichiarata inagibile. Tragedia in montagna nel Bellunese, la vittima è una donna veneziana. Sentiamo in diretta proprio da Venezia Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia, purtroppo le speranze si sono spente verso l'1 di notte quando il corpo senza vita di un'escursionista 47enne veneziana è stato individuato a Canazè in Trentino Alto Adige. La donna è deceduta con ogni probabilità dopo essere scivolata da un sentiero finendo una ventina di metri più in basso su un tratto del tracciato sottostante. L'allarme è scattato intorno alle 20 di lunedì, la 47enne infatti era in attesa di tornare al rifugio Falier di Roccapietore nel Bellunese, ma all'appuntamento non si è mai presentata. A lanciare l'allarme è stato un conoscente che però sapeva solamente il suo numero di telefono e il suo nome. Il soccorso alpino della Val Pettorina ha inizialmente cercato più informazioni possibili, risalendo anche al cognome della donna e ai familiari, mentre il gestore del rifugio, componente della stazione, procedeva con tutte le verifiche in zona. È stato allertato anche il soccorso alpino dell'Alta Val di Fassa che una volta risaliti all'ultima cella agganciata dal cellulare della donna a Pozza di Fassa verso le 15:50 hanno fatto così partire le squadre. Purtroppo però il suo corpo senza vita è stato ritrovato poco prima dell'1 a circa un'ora e mezza dal rifugio Falier. Da Venezia è tutto, restituisco la linea. Grazie a Ilaria Marchiori. Adesso a Padova invece in diretta ancora con Valentina Visentin perché migliorano le condizioni della donna di San Giorgio in Bosco aggredita a martellate dal marito che, ricorderete poi, convinto di averla uccisa, si è tolto la vita. Sì, buongiorno da Padova, gli aggiornamenti sul tentato omicidio di sabato a San Giorgio in Bosco. La 39enne presa a martellate dal marito è riuscita a riabbracciare la figlia di 4 anni. La donna in queste ore è ancora ricoverata in terapia intensiva, anche se presto potrebbe essere trasferita in reparto. Il compagno invece dopo l'aggressione, lo ricorderete, ha deciso di farla finita impiccandosi all'interno della casa teatro della brutale aggressione. La 39enne, dopo essere stata presa a martellate, è viva per miracolo. Nelle scorse ore appunto ha abbracciato la figlioletta più grande e sta meglio anche il figlio più piccolo di 14 mesi che la donna aveva in braccio quando è stata aggredita dal marito che non accettava la fine del loro rapporto. Ai familiari la 39enne avrebbe detto che il marito aveva premeditato tutto. In taverna infatti c'erano il martello e la corda. Quando l'uomo è arrivato in casa le ha chiesto di scendere proprio in quella stanza e lì l'ha aggredita senza pietà. Fortunatamente è riuscita a scappare e a mettersi in salvo. Grazie a Valentina Visentini in diretta da Padova. Adesso ancora un incidente sulle strade padovane. La 13 un'auto si è ribaltata, ferito gravemente il conducente. Spettacolare incidente lungo la A13. Ieri pomeriggio un automobilista all'improvviso ha perso il controllo della sua macchina che si è ribaltata. L'uomo all'interno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per mettere in salvo il conducente insieme ai medici del 118 che sono arrivati con l'eliambulanza per il trasporto d'urgenza in ospedale a Padova. Il traffico lungo quel tratto di A13 ha subito rallentamenti per circa un'ora.
Ancora al telefono in diretta, questa volta da Vicenza, da Malo, con Carlo Inghilleri. Evasione fiscale, maxi yacht sotto sequestro. A Malo ci dice di più Carlo Inghilleri. Pronto Carlo? Buongiorno a tutti i telespettatori da Malo, dove continua una vasta inchiesta per evasione fiscale da parte della Guardia di Finanza. Nei mesi scorsi i finanzieri avevano sequestrato 2 case, 8 autovetture, oltre ai conti correnti. Ora hanno scoperto che uno degli indagati aveva nella sua disponibilità uno yacht ancora ancorato vicino a Lignano, Sabbiadoro, e hanno fatto scattare i sigilli all'imbarcazione, che ha un valore di circa 150.000 euro. Secondo quanto scostruito dalla Procura, una società di Malo avrebbe indebitamente risparmiato dalle imposte quasi 2 milioni di euro usando false fatture emesse da alcune società cartiere, cosiddette cartiere, che sostenevano di aver eseguito trasporti anche se non hanno né magazzini né autisti né camion. Quindi ripeto, c'è questo sequestro per questa imbarcazione, questo yacht che ha un valore di circa 150.000 euro e che è ancorato vicino a Lignano, Sabbiadoro. Direi che da Malo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghilleri. Adesso torniamo invece alle dichiarazioni. Ieri sera 20:10 del segretario nazionale della Liga Veneta Gian Antonio D'Area, ospite insieme al sindaco di Silea Cendron. Dice sì ai lavori socialmente utili per i migranti, con polemica, così chi è qui in ferie torna subito nel suo paese. Se li fanno lavorare gratis, con tutti quelli che sono arrivati in Italia non ci sarebbe una cicca per terra. Punto primo. Punto 2. Passerebbe la voglia di fare i ciabattanti. E se vieni a lavorare a gratis, cosa ti rimane? Se non sei un migrante, se non sei uno sfollato di guerra, cosa fai? Te ne torni a casa tua, prendi i 3.500 euro che ti dà lo Stato e ritorni a casa contento e felice. Questo è l'unico sistema per far capire che le ferie sono finite. L'appartamento del comune, quindi uno di questi non potrebbe essere, o più di qualcuno di questi, messo a disposizione? Lei dice non c'è struttura, vuol dire? Non ci sono appartamenti a disposizione, anzi sono in fase di ristrutturazione, perché abbiamo fatto un'operazione di questo tipo nel 2011 perché c'era stata chiesta una disponibilità. Attualmente non abbiamo appartamenti a disposizione, ma bisogna ricordare che l'amministrazione comunale di Silea ha lavorato per garantire in prima battuta quella che è l'edilizia convenzionata ai propri cittadini. Ecco, questo volevo arrivare. Abbiamo speso... Cioè meglio le famiglie, non meglio, diciamo, in quegli appartamenti una volta ristrutturati comunque andranno in via prioritaria a famiglie bisognose di Silea, questo intende? Certo, che abbiamo già individuato in una graduatoria. Ora torniamo in diretta a Venezia con Tommaso Stoppa, vedo il presidente del Veneto Luca Zaia, la linea a te Tommaso. Sì, buongiorno, siamo qui con il presidente veneto Luca Zaia che ha appena firmato insieme ai 7 prefetti delle province l'accordo sugli adempimenti per il referendum sull'autonomia. Questa, Presidente, è anche una risposta a chi diceva che questo sarebbe stato un grande sondaggione voluto dal governatore Zaia e pagato coi soldi dei veneti. Ma di gente di anime buone e belle ce ne sono sempre in giro, anche di disfattisti. La verità è che è un referendum vero, un referendum che vede coinvolte le prefetture, il Ministero degli Interni, avremo gli scrutatori ai seggi, avremo le urne, le schede, le cabine elettorali, il presidente del seggio, le forze dell'ordine faranno l'ordine pubblico, ma soprattutto diciamo i cittadini, altra polemica inutile, che dovranno presentarsi con la tessera elettorale. È bene ricordare che i cittadini dovranno presentarsi con la tessera elettorale e poi verrà rilasciata una ricevuta dell'avvenuto voto. Il prefetto di Venezia Boffi ha detto che è molto felice del mandato che gli ha dato il Ministero di collaborare lealmente con la Regione, perché gli enti locali sono l'interlocutore naturale delle prefetture e che loro sono qui per i cittadini del Veneto come voi. Sì, assolutamente sì, nel senso che è una grande partita. Dobbiamo anche riconoscere che un referendum non è una cosa che si fa tutti i giorni, in Veneto non è mai accaduto, per cui mi metto anche nei panni delle prefetture, del Ministero, ma anche dei miei uffici in Regione, perché ogni giorno c'è un problemino da risolvere. Però lo facciamo nell'interesse dei veneti, poi i veneti decideranno se vogliono andare a votare, se vogliono stare a casa, se voteranno per il sì, per il no, se si asterranno, ma è un fatto dei veneti, lasciamoli in pace e ognuno autonomamente deciderà.
Poco fa ha detto anche se metà dei veneti se ne starà a casa a guardare la televisione, allora non si andrà neanche a Roma a trattare, perché già trattare con Roma è difficile, se i veneti non danno un mandato chiaro diventa davvero impossibile. Guardi, se 1 su 2 se ne sta a casa e non vota, vuol dire che non è prioritario parlare di autonomia in Veneto, ne dobbiamo prendere atto, cioè, qui nessuno si innamora delle cause, la verità è che io ci credo fino in fondo all'autonomia, però rispetto anche il parere di 5 milioni di veneti che dovranno decidere se ci credono oppure no. E mentre qui a Venezia parliamo di autonomia, a Roma c'è chi parla addirittura di commissariare la regione per un'interpretazione che è stata data dai vostri uffici sul decreto dei vaccini. Ma guardi, io penso che la rissa non serva a nessuno, ho visto altre volte queste minacce, prova ne sia che facciamo un referendum per l'autonomia con una sentenza in mano, non è che c'è una gentile concessione. Andiamo avanti, siamo la miglior sanità d'Italia, vabbè, si commissaria la miglior sanità d'Italia, ci difenderemo comunque. Il ministro Lorenzin dice però se ci saranno epidemie sarà colpa di Zaia in sostanza. No, non sarà colpa di Zaia, non sarà colpa del Veneto, se ci saranno epidemie inizieranno sicuramente non in Veneto. Grazie al Presidente, da Venezia è tutto, a voi la linea. Grazie a Tommaso Stoppa che era insieme al governatore Luca Zaia, avete sentito dunque dalle sue vive parole la controreplica al ministro Lorenzin e poi gli altri temi, ovviamente autonomia in primis. Ci fermiamo per un minuto, poi altre novità. Torniamo in diretta con la nostra prima edizione, l'informazione di Antenna 3. Dunque, lutto nel mondo del cinema dopo la scomparsa di Gastone Moschin, era nato a San Giovanni Lupatoto 88 anni fa. Un attore dai mille volti, raccontò i vizi della marca in Signore e Signori, fu tra gli indimenticabili protagonisti di Amici miei, recitò anche nel Padrino, parte seconda. Un caffè. Troppi caffè le faranno male, ragioniere. Grazie del suo interessamento, signorina Milena. Noi ci teniamo alla salute dei clienti. Brava, brava. Il ragionier Bisigato è quella Treviso che non c'è più, o forse per alcuni versi c'è ancora. Vizi e pettegolezzi, facciate rispettabili, segreti inconfessabili, filtrati dal sorriso della commedia. Gastone Moschin, quella Treviso e quel Veneto li aveva raccontati benissimo grazie al capolavoro di Pietro Germi, Signore e Signori, e a un cast di colleghi straordinari, da Virna Lisi ad Alberto Lionello. Un signore del cinema e del teatro italiani, Gastone Moschin, morto ieri a Terni all'età di 88 anni. Cognome che tradiva origini venete, e infatti era veronese di nascita, i natali a San Giovanni Lupatoto nel 1929, ma una vita professionale che l'aveva portato in tutta Italia. Gli inizi a teatro negli anni 50, a Genova, Milano e Torino, e l'avventura del cinema nei primi anni 60. Era stata la marca ad imporlo come attore di commedia. Scommetto che non aveva un altro caffè. Così sarebbero 7 stamattina. Da quel momento, 1966, la carriera di Moschin non si era più fermata. Attore brillante ma capace di svolte drammatiche e dure, come il violento Ugo Piazza di Milano Calibro 9, o come quando tenne testa a Robert De Niro Il Padrino parte seconda nei panni del malavitoso Fanucci. Se uno è che li picciotte cadere un pelo dentro stomaco. Il resto però me lo porti prima stasera. Fino all'incontro con l'architetto Rambaldo Melandri di Amici miei, il ruolo che l'aveva consacrato definitivamente. Tu hai clacsonato? Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Un attore a tutto tondo, un signore del palcoscenico, un artista dalle mille maschere, a partire dal ragionier Bisigato, in cui la Piazza dei Signori consegnata alla storia del cinema italiano. Passavo di qua per caso, l'ho vista e mi sono detto: oh, guarda la signorina Milena. Adesso vi ricordo, lo dico ad Antenna, la nostra iniziativa per trovare insieme a voi la soluzione ai problemi soluzioni che non riuscite a trovare, dicevamo, quindi ecco i contatti, redazione@antena3.it, telefonata al numero fisso 0422 023 0898, un sms o un WhatsApp al 351 1755 340. Maiali in fuga lungo la Monselice Mare nel Padovano, i 3 animali sono riusciti a scappare dal camion che li stava portando al macello.
Hanno tentato l'ultima disperata fuga verso la libertà, ma la loro azione di rivolta è durata poco. Una vicenda che pare uscita dal romanzo La fattoria degli animali di George Orwell, quella accaduta ieri a Candiana. 3 maiali all'improvviso sono caduti dal camion che li stava trasportando al macello. Lo sportello accidentalmente si è aperto e ai 3 animali non è parso vero respirare l'aria di libertà e hanno cominciato a correre sul ciglio della strada lungo la Monselice Mare, sotto lo sguardo attonito di molti automobilisti che hanno dato l'allarme, interrompendo così la fuga dei 3 maialini. Durante la loro scorazzata lungo la Monselice Mare uno dei 3 è rimasto ferito. Poco dopo sono stati catturati dai vigili del fuoco di Pieve di Sacco e caricati su un furgone mandato dalla ditta di macellazione, interrompendo così tutti i loro sogni di libertà. Resta il tempo ora di ricordarvi gli ospiti delle nostre trasmissioni. Tra pochissimo c'è Ore 13, parleremo di lavoro, crisi e ripresa, dei voucher, i nuovi funzionano o no. In studio Renato Salvadori, presidente di Confcommercio Treviso, e Paolo Anastasia, direttore del personale della SME. Questa sera invece il nostro direttore Luigi Bacialli a 20:10 intervisterà il professor Zecchi. Ora spazio alle previsioni meteo con Alice Montagnier. Ci rivediamo a partire dalle 18:30. Grazie, buona giornata. Condizioni in prevalenza stabili, saranno quasi del tutto assenti le precipitazioni. Vediamo il dettaglio di martedì 5 settembre. Sul Veneto pressione in temporaneo aumento, giornata all'insegna di un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime risultano essere comprese tra i 21 e i 27 gradi, minime previste tra 13 e 18 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione ci saranno condizioni di tempo stabile, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Vediamo le temperature, le minime risultano essere comprese tra i 13 e i 16 gradi, valori massimi tra 21 e 25 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui avremo prevalenti condizioni di bel tempo, tuttavia saranno possibili occasionali piovaschi alternati a schiarite sui confini esteri. Temperature massime attese sui 27-28 gradi, valori notturni previsti intorno ai 16-17 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli settentrionali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci!